Amici bellini, un po' di ritardo, ma adesso dobbiamo abituarci anche a video che usciranno per voi in Italia più in serata, perché adesso si muovono, poi dopo si deve fare il recap dei giorni di ritiro. Questo è il primo giorno, ma semplicemente arrivano, non si allenano. Però ci sono le notizie, la notizia per esempio dell'ufficialità di partita, tra virgolette, della radio ufficiale, e quindi facciamo un'analisi su quelli che sono gli esodi di quelli che stanno lasciando il Napoli, quelli che arrivano, e facciamo un po' di chiarezza perché non tutto è preciso. Comincia. Allora, amici bellini e amiche belline, 86 al core, benvenuto al core, al corazon, benvenuto sul canale e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Siamo alla ricerca di notizie, ovviamente, di mercato, ma c'è un momento una giornata di pausa. L'unica notizia di mercato sulla quale potete lasciare un like è questo ritardo dell'ufficialità di Kim. C'è qualcuno che spera fino alla fine che insomma il Bayern non faccia in tempo a pagare la clausola entro i termini stabiliti e che quindi salti tutto. C'è qualcuno che dice: ma quando mai l'hanno già pagata? Semplicemente non c'è la fretta di ufficializzarlo da parte del Napoli. Vediamo. Nel frattempo escono nuove notizie per il Bayern, si parla di Walker. Insomma, si stanno muovendo molto sul mercato. Noi aspettiamo una risoluzione della situazione Zielinski, Amrabat tattico. Mettiamo qui, adesso la recupero, la sposto in questa zona. Ieri c'è stata una storia Instagram di Zielinski molto particolare, dove si toglie un paio di sassolini dalle scarpette e dice, insomma, quelli che lo accusano, lo hanno accusato di essere discontinuo. Io su Zielinski adesso sto in difficoltà perché vi ho detto da qualche mese che probabilmente ho un debole per Zielinski, quello che è la mia. Io non sono pronto a salutare Zielinski, onestamente, da tifoso e da amante del calcio tecnico non sono pronto a salutare Zielinski. Credo che gli allenatori che lo hanno allenato lo hanno utilizzato quasi sempre da titolarissimo e non è un caso, anche se alle volte non è appariscente, anche se alle volte risulta all'occhio del tifoso che sia sparito dalla partita. Fa comunque un lavoro da centrocampista di raccordo, di posizionamento, poi non sempre ti fa il dribbling secco e il tiro da fuori aria, che è nelle sue corde, quindi lì diventa appariscente per tutti. Io ritengo che Zielinski sia un centrocampista incredibile e non sono pronto a salutarlo. Da ragioniere è chiaro che dico, un giocatore in scadenza che guadagna tanto, se la rabbia ti dà una trentina di milioni lo devi ovviamente salutare, no? Però non lo accompagna, perché quando lo accompagniamo, ce lo mettiamo sulle spalle, lo accompagniamo, sembra anche ingeneroso. Al massimo lo salutiamo, lo ringraziamo, ci sono delle immagini che restano nella storia, lui che si butta a terra. È uno di quelli che ha vissuto tanti momenti nel Napoli e quindi io non sono pronto a salutarlo. Vediamo, perché qualcuno dice che lui dice di no, che vuole rimanere. A rimanere però devi rinnovare il contratto a condizioni che sono favorevoli a De Laurentiis. Dobbiamo aspettare. Quindi c'è chi dice no, c'era la famosa canzone di Vasco, c'è chi dice no, pare che no abbia detto Mario Rui, pare che no stia dicendo Zielinski, non lo sappiamo, dobbiamo aspettare. Quelli che però invece hanno salutato il Napoli in ordine sparso, insomma cerco di mettere in ordine cronologico ma non lo sappiamo. Allora, ovviamente Spalletti, e lo sappiamo, ne abbiamo parlato ampiamente, quindi Spalletti ci saluta da vincitore e viene sostituito da Garcia, e su questo non c'è bisogno di ulteriori approfondimenti, perché ne abbiamo parlato tantissimo. Abbiamo salutato Giuntoli e lo abbiamo sostituito con Meluso. Anche lì bisogna vedere, per tirare le somme bisogna aspettare a vederlo al lavoro. Io ho visto un'intervista lunga, un carpooling di Meluso che si trova su internet, l'ho condiviso con gli amici abbonati. Ecco, con gli amici abbonati noi parliamo 24 ore su 24 e quindi abbiamo anche un inviato, il buon Nicola è inviato in questo momento a Di Mario, quindi possiamo postare anche delle fotografie esclusive. Quindi Meluso, e adesso aspettiamo. Dopodiché ci saluta anche Sinatti, preparatore atletico, e probabilmente il suo posto viene preso da un collaboratore stretto di Garcia.
quindi anche lì aspettiamo. Poi ci ha salutato Formisano, che era addetto al marketing, e ovviamente lì si sposta tutto su Valentina De Laurentiis, che si sta organizzando per il marketing e per il brand, per il design delle magliette, e quindi questo è anche un'altra situazione che abbiamo ben definita. Dopodiché salutiamo Lete, c'è l'addio di Lete, sì, però anche no, nel senso che la Lete non compare più sulle magliette, ma l'acqua ufficiale del Napoli, quindi nuovo sponsor che risulterà come sponsor, insomma, ufficiale, è la Sorgesana, e alla fine è la stessa società che distribuisce Lete, distribuisce anche Sorgesana, quindi lì il cambio è poco, cambia solo il nome, cambia l'acqua, cambia il sapore dell'acqua, ma non cambiano i rapporti. Poi è chiaro, questa è la notizia, io non lo posto l'estratto audio di Radio Kiss Kiss perché in passato ebbi anche dei problemi con il canale. Radio Kiss Kiss mi flaggò un video, me lo bloccarono, io cercai di contattarli, nessuno mi rispose. Contemporaneamente avevo un rapporto stretto con Radio Kiss Kiss che mi contattava e partecipava alle loro trasmissioni. Insomma, ricordiamo bene perché quale fu il video che flaggarono. Fu un litigio con De Laurentiis, parliamo di 2 anni fa e mezzo, una cosa del genere, dove De Laurentiis se la prendeva con l'editore, partirono parole anche poco piacevoli, insomma, ma il rapporto con Radio Kiss Kiss continuò ed rimase la radio ufficiale. Quest'anno invece no. Dopo la battuta, insomma, di De Laurentiis, probabilmente infelice, dove lui dice a Nico: ma Lombardo, ma chi ha fatto questa domanda stupidina, un po' stupidina? E De Maggio, lui non può fare a meno di fare le domande stupidine. De Maggio ci resta malissimo, e oggi escono con un comunicato ufficiale che io ho postato sul mio canale Instagram Azzurro Fluido, potete andarlo a sentire nei dettagli, dove prendono le distanze e dicono che non hanno intenzione di rinnovare il rapporto con il Napoli, prende proprio le distanze da lui, è una cosa abbastanza personale, non è nei confronti del Napoli squadra. Loro dicono: noi continuiamo la programmazione sportiva, continueremo a parlare del Napoli verso i tifosi, però con lui non vogliamo più avere a che fare. E quindi sotto questo punto di vista aspettiamo per capire se ci sarà poi una sostituzione, se ci sarà una nuova radio ufficiale. Ricordiamo che qualche anno fa c'era un'alternanza, Radio Marte era radio ufficiale, Radio Kiss Kiss non lo era, poi viceversa, insomma sono tantissime le radio che parlano del Napoli, essendo ufficiali o meno, non ha importanza, e quindi anche senza essere riconosciute. Vediamo se magari ci sarà una nuova radio ufficiale che fa da partner, oppure se il Napoli decide di fare una storia un pochino più moderna, una web radio magari che si può sentire in tutto il mondo, dove si può partecipare a livello anche un po' più moderno, con influencer particolari. Non lo so, lascio lì la palla poi alla società, perché specialmente io parlo da tifoso all'estero. Se ho un po' di tempo libero io accendo la radio, voglio sentire, è quasi un'abitudine per me mettere sulla radio, piaccia o meno la trasmissione in particolare. Io a volte ascolto, pur di sentir parlare del Napoli, ascolto anche personaggi che non mi fanno impazzire, lo dico tranquillamente, ma si parla del Napoli, allora mi dà soddisfazione questa cosa qui. Vediamo cosa succederà. Sicuramente è un buco che secondo me il Napoli deve riempire, perché se tu fai qualcosa che funziona, non dico 24 ore su 24, però magari, perché se tutto il mondo, gli 83 milioni esistono o no? Se esistono, gli devi dare soddisfazione, gli devi dare la TV ufficiale del Napoli, la radio ufficiale del Napoli, insomma lo puoi fare anche tu, ma quante cose deve fare il Napoli in maniera indipendente? Non lo sappiamo, vediamo. Quindi questi sono quelli che ci hanno lasciato in attesa di notizie ufficiali per Kim. Quindi parliamo di sponsor, di figure dirigenziali, di figure societarie, di allenatori, di dirigenti e poi anche di giocatori. Per quanto riguarda i giocatori, forse Kim ci lascerà, però abbiamo ancora il dubbio se lo stesso succederà con Zielinski, il dubbio su Lozano, il dubbio su Osimhen, che è quello che più, insomma, secondo me sposta gli equilibri, perché puoi sostituire un Lozano, puoi sostituire anche uno Zielinski che ti piace tantissimo, Kim che è stato fortissimo, però lì se cambi Osimhen deve cambiare tanto proprio nel modo di approcciare le partite del Napoli. Quindi andiamo a vedere questi esodi.
sono la rappresentazione fattibile, proprio reale, tangibile, fattiva di questa nuova era del Napoli. Si sta rischiando tanto, però non è detto che le nuove figure che arriveranno siano peggiori di quelle che se ne sono andate. Si lavora, si cresce, si va avanti, si guarda avanti. Io, per quanto riguarda l'unica cosa che posso giudicare è la presenza del Napoli brand all'estero, che mi riguarda nello specifico, e lì secondo me tra Amazon che ci ha lasciato, o che comunque si sono lasciati, questo è sempre chi lascia, chi se ne va, perché Radio si dice non abbiamo intenzione, ma non è neanche detto che De Laurentiis non abbia detto non vi voglio sentire più, perché poi lui lo lascia intravedere nelle sue dichiarazioni. Quindi non sappiamo se me ne vado oppure ti licenzio, sono discorsi che poi sta a chi li commenta decidere. Però io l'unica cosa che dico è che tra Amazon e eBay a primo acchitto, secondo me Amazon.it.de.es, cioè tutti gli Amazon europei che almeno funzionavano per quanto riguarda la spedizione negli altri paesi europei, bisognava secondo me integrare con Amazon.com. L'arrivo di eBay.it mi sembra per ora un passo indietro abbastanza grosso, sperando insomma che questo gap venga colmato tempo al tempo, mi hanno detto, e quindi noi aspettiamo un pochino. Nel frattempo le magliette vanno a ruba e quindi è difficile per tutti i tifosi accaparrarsele, però dobbiamo aspettare. C'è il rischio con eBay, perché me lo hanno segnalato già, che qualcuno poi in America o negli altri stati le compri in qualche modo in Italia, se le fanno spedire privatamente e le rivendono magari la replica a prezzo di originale, e lì è difficile tenere un occhio su tutti i rivenditori privati che ci sono su eBay. I tifosi si confondono, non è facile trovare il web store ufficiale per chi sta all'estero, e quindi c'è il rischio che poi il sommerso prenda il sopravvento e lì secondo me perdi soldi. Quindi secondo me De Laurentiis, se riesce a capire, se riesce ad avere un quadro chiaro della situazione, secondo me interverrà, perché nel suo presentare eBay durante la presentazione della maglia dice: mi raccomando, per quanto riguarda l'estero, e per ora non ci siamo, però dobbiamo avere anche un po' di pazienza. Prima di salutarci vi leggo velocemente quelli che sono i convocati per Di Maro, che stanno arrivando alla spicciolata. Abbiamo Nikita Contini, di cui si dice un gran bene, Dasia, Turi, Claudio Turi, Davino, Juan Jesus, Marchisano, Mario Rui, Obaretin, sono tutti dei giovani che io onestamente non conosco, Olivera, Zanoli, Demme, Folorusso, Gaetano, Iaccarino, Russo, Saco, Spavoni, Vergara, Zedatka, Ambrosino, Cioffi, D'Agostino, Marranzino, tutti questi Ino perché sono giovani, Lozano, Politano e Zerbin. Alla spicciolata arriveranno anche gli altri giocatori. Non credo che a Di Maro insomma i tifosi siano contenti di vedere così pochi idoli. Tra probabilmente una settimana arriveranno quelli che insomma sono stati anche impegnati con le nazionali e quindi meritano e hanno bisogno di un po' più di giorni di vacanza, perché altrimenti si comincia già stanchi e già stressati, e questo non può essere. Quindi con calma arriveranno tutti, e poi magari la squadra un po' più completa ci sarà a Castel di Sangro. Nel frattempo speriamo di piazzare anche qualche colpo di mercato. Oggi non se ne parla assolutamente, quindi noi aspettiamo le nuove notizie e ci teniamo sempre in contatto. Lasciamo i like. Avete visto la storia sul mio Instagram dove faccio i calci di punizione sulla traversa? Molto dipende anche dal pallone, dalle scarpette, dalla dimensione del pallone e dai materiali. Io lo voglio vedere Messi con il pallone e con le scarpe che usava Maradona fare i calci di punizione che faceva Maradona. Io ho il sospetto che i risultati non sarebbero gli stessi. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio. Non mollate, perché il Napoli sta lì. Noi teniamo presente anche le altre squadre, ma le altre squadre devono colmare dei gap per essere competitive. Noi aspettiamo. Esodi, non esodi, le figure finché vengano rimpiazzate con fiducia. Noi aspettiamo.
sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.